Irrigua è simbolicamente iniziata proprio oggi con l'apertura del canale LEB, sempre nel Veronese. Le preoccupazioni però restano, tanto che i consorzi hanno chiesto un tavolo regionale. Vediamo. Con l'apertura delle paratoie, l'acqua dell'Adige riempie la vasca di Colmata, diretta a cascata prima a Vicenza, poi a Padova e infine a Venezia. Cologna Veneta è nella Bassa Veronese e nel primo tratto del comprensorio del consorzio che gestisce il canale LEB. 48 km di lunghezza, 4 province toccate, opera fondamentale per l'irrigazione del Veneto. Aprendo le paratoie è un po' come far partire la stagione irrigua, che quest'anno ha a che fare con una crisi idrica, tanto che i consorzi di bonifica hanno chiesto alla Regione un tavolo di concertazione. I dati ARPAV sono impietosi, da ottobre a febbraio è piovuto un terzo in meno della media. I fiumi sono sotto al livello degli anni di siccità, i bacini montani sono in sofferenza. L'acqua dell'Adige è fondamentale, ma anche qui bisogna mediare, perché in Trentino e in Alto Adige la trattengono per produrre energia e in Veneto ne arriva meno. L'Adige nasce in Trentino e Alto Adige, per cui dobbiamo confrontarci sia con la provincia autonoma di Bolzano e di Trento, che per noi è sempre stato un grande problema. La parola stessa province autonome lavorano un po' per conto loro, insomma, ecco. Come se non bastasse, ci si mette pure lo stato del canale LEB che ha bisogno di manutenzione. Servono 48 milioni di euro o almeno 20 subito. La speranza è di reperirli dal Piano Nazionale Irriguo. A ottobre ci si è accorti che la situazione richiede interventi urgenti. Nel fondo si stanno levando le lastre, per cui adesso quello che tiene l'acqua all'interno di questo canale è solo l'argine, cioè il terreno, la parte che si vede dall'esterno, e che purtroppo notiamo che in alcuni tratti è fatta anche di terreno poco consistente, per cui vediamo le lastre aprirsi e anche i fontanazzi venire fuori all'esterno. Mancano 2 mesi alla Dunata degli Alpini e Treviso pensa già al piano per la mobilità con modifiche ai percorsi delle reti urbana ed extraurbana.